Kame contro Active Network. Sono due squadre che devono cercare punti importanti. Japa Vieira pronto, partiti, divertiamoci con Kame Treviso. Active Network recupera il pallone, però l'Active Network con questa giocata sul secondo palo l'ha sbloccata subito la formazione ospite. 19-10 sul cronometro, 1-0 dell'Active Network, che con l'assist di Amans ha trovato la via del gol con il gol di Block, che riparte adesso subito forte. Si fa vedere Cesaroni. Che inizio dell'Active Network, 2-0 dopo un minuto sul cronometro. È partita fortissima la squadra di Monsignori. Altro avvio shock della Kame dopo quello di settimana scorsa contro l'84. Sutton prova a trovare la sua giocata classica. Sutton calcia, Tiago Perez presente. Sutton scucchia il pallone verso Antoniazzi, Tiago Perez e poi Gargantini di testa. Laterale per l'Active Network, pallone imbucato. Altra occasione per gli ospiti vicini al 3-0. Potrebbero anche lavorare per Giapaviera. Imbucata! Che occasione per Sutton, ed esulta giustamente Tiago Perez. E super intervento del portiere dell'Active. Ancora la Kame che adesso prova a reagire. Attenzione però alla Kame che è scoperta. Curry! Il 3-0 dell'Active Network, che colpisce in contropiede. Peppe Curry, 12-46, 0-3 al Pola Cicogna. È scappata forte l'Active, Block ha guardato Curry che fa secco Pietrangelo. Scucchiato il pallone per il destro al volo da parte di Block. Fior con lo sguardo a pregare che il pallone non fosse nello specchio della porta. Conclusione, la grande occasione della Kame con Antoniazzi. Donin si muove tra le linee, giocato fuori per Azzoni, che calcia Tiago Perez, non perfetto. Ancora il pallone che resta lì. Preferito così sacrificare uno slot per gli stranieri. Qui tanto Block fa 4-0 con una grande azione personale. 0-5 e 36 sul cronometro. 4-0 dell'Active, ma che gol di Block. André Ferreira torna da Antoniazzi, si spostano anche le pedine di Silvio Rocia sul campo per mischiare un po' le carte. Ed eccolo qua il gol del 4-1 della Kame Treviso. 4-1 con il gol di Donin a 3:20 alla fine del primo tempo. Sutton, giocata ancora in angolo, bucata da André Ferreira. E allora Fior, rilancio del pallone lungo verso Japa Vieira, vorrebbero il fallo, il sinistro, il gol vincente da parte di Sutton. 2-4, è tornata in partita la Kame Treviso con il destro vincente del suo numero 10. Attenzione, no, perché Colombo ha fischiato fallo. Rivediamo tutto, controllo, ma a voi il giudizio. Tutto pronto per il secondo tempo di Kame Treviso contro Active Network. Ricordiamo il parziale del primo tempo: Kame 1, Active 4. Sutton prova a caricare il lato forte. Tiago Perez si fa trovare pronto in angolo da Japa. Lo aspetta Tiago Perez a fare densità. Ancora il pallone fuori. Altra occasione che non trova la via del gol, che va al rilancio lungo. Va giù un giocatore dell'Active, il possesso ancora in favore della Kame con Japa, che viene fermato. Alza le mani, probabilmente a chiamare lo schema. Vediamo se caricherà annullato o meno. Si muove Antoniazzi che pisa, Donin, pallone dentro, Tiago Perez ancora. Antoniazzi prende la mira e c'è il gol del 4-2. Japa Vieira, 15-11, torna sotto la Kame. Antoniazzi ha lo spazio per il tiro, spaziature sbagliate.
Giapa Vieira, da lì non sbaglia mai. Andrea ancora per Antoniazzi che lavora tra le linee. Giapa, prova a muoversi. Giapa! Anzi, Teo Gargantini era rimasto in capo lui, ha fatto perno. 11:33, l'ha riaperta la Kame con il primo gol di Matteo Gargantini. Tiago Perez alza il pallone ancora a Mans che salta Bui. Mans! Il gol del 5-3 dell'Active Network con la puntata di Martin Ezequiel Amans. 10-14, di nuovo più 2. Rimessa laterale in favore della Kame. Ancora Sutton a giocare sempre da quel lato. Tiago Perez, bravo. Si riposizionano i giocatori di Silvio Roccia. Antoniazzi, ancora il pallone che resta lì. Grande parata di Tiago Perez. Tiago Perez, rilancio lungo, attenzione, bravissimo Fior. Amans fermato con il fallo, calcio di punizione in favore dell'Active Network. 4:51, che ha il giallo in mano per Gastaldello. Del secondo giallo ed è rosso. Espulso André Ferreira. Ancora Sutton, libera il destro. Tiago Perez presente. Kame 3, Active Network 5. Sutton, Tiago Perez ancora. Lo rivediamo, sinistro, bellissimo la parata di Tiago Perez. Sutton, finta, poi riallarga. Gli viene restituito il pallone. Ancora il 10 a imbucare. Che occasione enorme per Donin. L'Active Network batte 5-3 la Kame Treviso nel primo dei due posticipi della seconda giornata di campionato.